In realtà avrei prima io una domanda per te. Vai, go for it. Ok. No, prima parlavamo del discorso di questo, diciamo, questo viaggio che io faccio fare in questo libro all'interno della discoteca, no? Dove sembra una telecamera che va così a vedere quelle che sono le varie situazioni che si creano all'interno della discoteca. E siccome so che tu hai anche lavorato per delle emittenti, diciamo, locali che avevano come focus principale andare a fare delle interviste in discoteca, no? C'erano i vari programmi, li nomino anche nel libro, c'era Mass Music, Residence, eccetera, poi c'era Agenda Aperta, adesso non mi ricordo, tu avevi Shaker Planet, esatto. E mi ricordo che appunto che tu mi dicevi che andavi a fare queste interviste, però questo qua secondo me è interessante per collegarci col discorso che facevo prima, che una volta sembrava quasi che andavi a intaccare la privacy, no, delle persone. Quindi io ti chiedo a te, com'era quell'atmosfera di andare a intervistare le persone che erano così, no? Prese dall'euforia della serata. Era un po' roba da matti, cioè. Allora, il contesto era questo. Essenzialmente io avevo lavorato alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, come host di questi programmi TV. Uno era Shaker Planet, poi ho fatto Sky, Agenda Aperta, avevo fatto diversi show e andavano in onda poi nelle TV tradizionali, diciamo così, e questi erano dei programmi di network nel mondo televisivo della musica e del clubbing. Io ho una videocassetta. No way! Se avete delle videocassette, io non ho nessuno dei miei video di quando lavoravo al tempo, quindi se volete inviarmene. Non tua. Alright, there you go. Però un mix di varie cose. It was kind of crazy. Era incredibile perché allora uno era qualcosa di nuovo, cioè non essendoci nessuna presenza dei media all'interno dei club, cioè appena arrivavi con i cameraman, perché avevamo una troupe di cameraman, c'erano 2 o 3 cameraman e arrivavano questi. Sì, ma c'erano anche videocamere grandi, cioè erano imponenti col faro che ti puntava. Cioè. Sì, prima di arrivare nei club avevamo proprio il meet-up con i cameraman, tutta la troupe, tutto quanto. E però l'esperienza che poi avevi nei club era particolare, perché tu arrivavi con queste videocamere e andavi a sondare un po' il mondo di quello che era il club, cioè portavi dei piccoli snippet, dei piccoli fragmenti che condividevi con chi magari non era mai stato lì, per cui per noi che lavoravamo in quel settore, vuoi per me perché ero un DJ, producevo musica e tutto quanto, ed era un po' tessere un ponte, creare una connessione per chi magari non era mai stato in un club ma poteva mettere un po' le dita nell'acqua, no? C'è questo, sì, ma era molto tutto molto bello, ma la gente quando li fermavi che gli dicevi cioè quando mi mettevo io ridevano sempre. Che strano. Perché ma tu li facevi oppure no, dicevi, io ero sempre molto genuino in realtà, forse anche quello spiazzava perché onestamente non ero una persona mai stato molto invasivo, ma anzi ero molto curioso. Per cui nascevano queste bellissime gang nelle quali ci trovavamo a parlare di parentesi di quella che era la loro esperienza nei club, delle quali nemmeno loro avrebbero mai pensato di poter. Io mi ricordo, siccome le videocassette le ho riviste nel tempo, okay. Che c'erano questi personaggi, lui fa troppo il santarellino, ma in realtà c'erano questi personaggi che tu li fermavi, a parte che erano sudati a bestia. Sì, no, quello assolutamente. Da circo Togni. No? Sì. Però è il discorso che li fermavi e erano scioccati perché non si aspettavano che nascerebbero di quei meme al giorno d'oggi che formidabili. Sì. E mi ricordo che c'era uno che racconto questa cosa, adesso non dico dove era il locale, però mi ricordo che c'era una tizia o un tizio, non mi ricordo, mi fa: ma perché vieni qui in questo locale? La risposta sua è stata: io vengo qui sempre, basta. E poi si è fermato, si è eclissato. Quindi, ma sai perché? Come facevi a farli parlare? Il fatto è questo, cioè non è che c'era l'abitudine di parlare davanti a una videocamera, cioè non fare neanche un TikTok o un Instagram, non era naturale, cioè era come io adesso entrassi in questa mi fermo davanti a lei e dico: oh man, I love you, mi piacciono i tuoi pantaloni pink,
Era così bizzarra la situazione, ma se tu eri bravo nel fare un po' di carving, dovevi in essere molto quell'esperienza, bravo perché portava un'immagine, un'esperienza, una storia, più Sì, che altro sì. una storia unica. Ed era quello che poi, hai capito? Senza dubbio. Ma infatti Sì, thank you. Ma è un po', se volete, è quello che stiamo facendo questa sera con Daniele. L'esperienza che abbiamo fatto un po' tutti, Right, sì. chi non le ha molto frequentate. Ah. Io non sono una frequentatrice di Ok, non lo ero. ok. Quindi quella volta che sono stata, quelle poche, ma c'era un tipo che diceva qua. Ma vedi, questo che hai vissuto tu Era vestito con la sua mise, col suo collo, Yeah. per vedere un parlare tutta sta tecnica. Vedi, È rimasto in quel caso, esatto, sono dei momenti che hai vissuto e sono unici, right? La cosa bella di quei tempi, come diceva Daniele, era io andavo un po' a caccia di storie, cioè nel senso, e le documentavamo ed è uno spaccato che poi non c'è stato più. sì, È rimasto in esatto. quegli anni, ma adesso Sì. non so se ci sono ancora dei clips di TV degli anni 90, degli anni Sì, esiste 2000. qualcosa Forse su da YouTube. vedo qualche testa che annuisce. Non lo so, ma comunque se trovate qualcosa di Sky, Agenda Aperta, Shaker Planet, all these programs, probabilmente troverete il piccolo giovane Andrea Che lo linciavano all'interno dei locali, gli sì. tiravano le birre in testa. Sì, no? sì, no, decisamente.